Benvenuti, oggi è sabato 30 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 16:42. La luna si leva alle 6:12 e cala alle 15:51. Oggi si celebra Sant'Andrea Apostolo. Il nome Andrea deriva dal greco Andreia e significa uomo coraggioso e valoroso. Il 30 novembre di ogni anno si celebra la giornata della memoria delle vittime della guerra chimica. Riconosciuta ufficialmente dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2005, ha come principale obiettivo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al fine di abbandonare del tutto quest'arma distruttiva. Diverse nazioni devono infatti ancora ratificare la Convenzione, necessaria per un mondo libero dalla minaccia dell'utilizzo di armi chimiche nei conflitti, uno dei principali obiettivi dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, a cui è stato assegnato il premio Nobel per la pace nel 2013. Auguri a Ben Stiller, che oggi compie 59 anni. Con i suoi film comici incassa quasi 3 miliardi di dollari e ottiene diversi riconoscimenti. Lo ricordiamo in Una notte al museo e in Ti presento i miei. Festeggia 60 anni oggi anche Fabio Fazio. Conduttore di punta della RAI, presenta per ben 4 volte il Festival di Sanremo e dal 2005 conduce il talk Che tempo che fa, dallo scorso anno in onda su Discovery. E infine auguri al regista Ridley Scott, che festeggia 87 anni. Nella sua carriera esplora molti generi cinematografici, dirigendo film come Blade Runner, Il Gladiatore e Thelma e Louise. Esce il 30 novembre del 1982 l'album musicale più venduto nella storia della musica. 115 milioni di copie per Thriller. Così si inizia a costruire il mito di Michael Jackson, quale re incontrastato del pop. Il brano Billie Jean lancia la celebre camminata all'indietro del moonwalk. Ottiene anche il record di 8 Grammy e una 70 tra dischi d'oro, di platino e di diamante in tutto il mondo. Ma avete mai sentito parlare di effetto Doppler? Se vi trovate ad una gara di auto da corsa, noterete che il suono sarà più acuto o più grave a seconda di dove si trovi l'auto. Quando si avvicina a noi avrà un suono più acuto, mentre quando si allontana sarà più grave. Il moto del veicolo modifica le lunghezze d'onda emesse e questo effetto di variazione viene chiamato effetto Doppler. Buon weekend ai 12, oggi Venere inizia a congiungersi a Plutone, promettendo passione e grande trasformazione a livello affettivo, nonostante le intemperanze della Luna che ancora oggi continua con le sue alterigie, proprio perché è opposta a Urano e la rende un po' nervosa. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. Oggi è un sabato decisamente tutto da prendere con le pinze, proprio perché Luna e altri pianeti stanno un po' generando una serie di tensioni e di imprevisti nel cielo zodiacale. Cercate quindi di essere saggi e lungimiranti e soprattutto iniziare a fare le valigie per un weekend per cui non volete assolutamente avere i piani disfatti da nessuno. Toro, la giornata di oggi prevede un sabato eccezionalmente dedicato a delle svolte molto importanti a livello affaristico, ma soprattutto anche a livello affettivo e passionale. Troverete sicuramente la maniera di sentirvi bene con il partner e con le prospettive che avete finalmente guadagnato. Gemelli,
Una giornata oggi che prevede Saturno e Mercurio contro il vostro Giove, un Giove che ancora non si esprime e che vi invita ancora una volta alla rinuncia. La Luna è un po' troppo distante, mentre i pianeti in Pesci non sono troppo morbidi con voi. Cercate quindi questo sabato di eclissarvi e soprattutto di vedervi con amici di vecchia data che vi fanno sentire a vostro agio. Cancro. La vostra luna in questi giorni non ha smesso di stupire lo zodiaco con le sue cangianze. Oggi ce l'ha a morte con Urano e quindi un po' di tensione e di nervosismo e probabilmente qualche moto di spirito da parte vostra che vi aiuterà a prendere posizioni un po' difficili da muovere. Forse dovreste un po' riconsiderare alcune cose che vi ha detto il partner. Leone, giornata molto importante oggi per voi, dato che state assistendo a dei cambi planetari veramente molto importanti. Plutone tenta sempre di darvi comunque la voglia eversiva che porterà il vostro Marte, grazie alle energie del Sole, a creare una strategia che vi porterà alla vittoria. Ne parlerete sornioniamente con il partner. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna molto atta a sviluppare tutta una serie di affari comunicativi che nella mattinata vi daranno sicurezza e soddisfazione. La parte invece della giornata che volge alla sera vi porterà un desiderio affettivo di cui avevate veramente tanto bisogno, godetevela. Bilancia, giornata oggi piena di impegni con una Venere vostra che dialoga con mezzo zodiaco, impegni imprevisti, dolcezze e qualcosa dal passato che finalmente ritorna per essere valutata in maniera definitiva. Scorpione, la luna oggi nei vostri gradi è opposta a Urano e vi dà un po' di tensione, ma le dinamiche zodiacali si smistano anche sulla bella Venere che tenterà di addolcire un po'. Forse oggi, bando alla diplomazia, direte proprio tutto quello che pensate alla partner e a come vi sentite o vi ha fatto stare la vostra dolce metà. Sagittario. Giornata oggi che prevede tutta l'energia marziana, ma un reticolato di aspetti su Mercurio che sono decisamente molto interessanti. Probabilmente qualcuno ancora non si fa una ragione delle vostre decisioni e molto probabilmente con qualche ex del passato dovete chiarire qualcosa, ma il consiglio delle stelle è quello di non retrocedere per niente dalle vostre posizioni. Capricorno. Giornata oggi che vede una Venere nei vostri gradi molto generosa, molto dinamica e molto attiva e anche un po' opportunista se vogliamo, proprio perché inizia un weekend in cui non volete assolutamente essere disturbati e troverete tutto il tempo per l'amore e per stare bene in barba agli scocciatori che vi vogliono un po' ancora impelagati con le loro beghe. Acquario, giornata oggi che vede un Plutone fare faville nel vostro cielo, connettendosi a Nettuno, ad Urano, il vostro pianeta guida, restituendovi quindi il dinamismo che vi serve per iniziare un weekend veramente scintillante all'insegno di passione, seduzione e amore. Venere sta arrivando già nei vostri gradi, anticipata dalla sua congiunzione con Plutone, che promette passione e creatività. Pesci, giornata oggi che vede la piacevolezza di Venere sul vostro Nettuno, una giornata in cui lascerete tutti i pensieri lavorativi un po' alle spalle, anche se delle scadenze un po' vi turbano, ma preferirete responsabilizzare qualcuno che dipende da voi. Elizabeth Hodge, il 30 novembre del 1954, passò alla storia come la prima persona colpita da un oggetto extraterrestre. Si trattava di un meteorite del peso di 4 kg che, dopo aver sfondato il tetto della casa, era rimbalzato ferendo la donna sul fianco. La straordinarietà dell'evento fu confermata dalle stime degli scienziati. Una volta su 1 miliardo può accadere che un corpo celeste cada su un centro abitato. Campacavallo, che l'erba cresce. Vi spiego perché si dice così.
Si racconta che un contadino aveva un cavallo malandato e malnutrito per la mancanza d'erba. Il cavallo sopraffatto stava per morire e il padrone, a quel punto, lo incoraggiava a resistere perché l'erba stava per nascere nel prato. Lo usiamo quindi come invito ad essere pazienti nei momenti difficili e a non mollare. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il poeta Fernando Pessoa, il più importante scrittore portoghese del Novecento. Pessoa in portoghese significa persona e non stupisce che tutti i suoi scritti siano firmati dai suoi alter ego. Gli studiosi hanno individuato ben 136 pseudonimi, mentre con il suo vero nome firma i testi esoterici. Muore a 47 anni per cirrosi epatica. Ci salutiamo con la frase del giorno. Possiamo vendere il nostro tempo, ma non possiamo ricomprarlo. Ed è per questo che dobbiamo apprezzare ogni minuto che ci viene offerto ed essere grati per tutte le cose belle che la vita ci regala. Noi ci rivediamo domani, mi raccomando, vi aspetto. Buona giornata dalla vostra Martina.